Sicuramente non è facile arrivare fin quassù, siamo in uno dei piccoli borghi dell'Alta Marca trevigiana. Siamo nella frazione di Stramare nel comune di Segusino e grazie ad uno dei pochi abitanti che ancora vive in questa piccola frazione, in questo borgo, scopriremo una vita sicuramente non per tutti, ma che è capace di dare grandi soddisfazioni. Parlavamo di uno dei pochi residenti di questo borgo Stramare, eccolo qui Mariano Lio, buongiorno. Buongiorno a voi, ben arrivati davvero. Mariano, allora, che cosa vuol dire vivere all'interno di un piccolo borgo come la tua Stramare? La mia Stramare io me la godo davvero. Tutti mi chiedono come si faccia ad abitare in un borgo pressoché disabitato, siamo in 4 abitanti. E io rispondo a tutti che è facile e tante volte i limiti sono così, li abbiamo, sono dentro di noi perché siamo così abituati ad avere tutto sotto mano che anche solo inoltrarci in mezzo a una valle fra case chiuse e tanto verde ci mette ancora un po' di angoscia, quando invece è la cosa più naturale, la cosa più piacevole che si può fare. È una curiosità che io ho, come si chiamano gli abitanti del borgo di Stramare? Questa è una bella domanda. Di solito diciamo qui da Stramare, ma in italiano potremmo dire stramaresi, stramarensi per essere un po' più eleganti, ma insomma qui da Stramare. E quei da Stramare come fanno a tenerlo vivo un borgo così? Allora, questo è un borgo che nel tempo si è disabitato, aveva anche 130 abitanti al massimo, quasi tutti stramari di cognome. C'è stato un progressivo abbandono dato dalle comodità che ci sono a valle, il bisogno di lavoro, di case più spaziose. E adesso siamo in pochi, però quando si abita in luoghi come questi i rapporti diventano più forti e quando ci si trova è un piacere, qui ci si saluta sempre. In questi pochi metri quadrati siamo nel centro del borgo. Come in tutti i paesi ci sono delle architetture, degli immobili, dei microcontesti che rappresentano il simbolo di una comunità che può raccogliersi dove? In una piazzetta attorno alla chiesa, ad esempio, qui abbiamo la chiesetta di San Valentino, qui abbiamo la fontana e qui abbiamo l'ex scuola elementare. Quindi pensate, nel giro di 100 metri quadrati troviamo, diciamo, gli elementi fondamentali di una qualsiasi comunità. Questa è la chiesetta di San Valentino e in qualità di appassionato di usi e costumi, di cultore, diciamo, di quello che ho trovato in fondo a questa valle, ci tengo a ricordare che il patrono di questa chiesetta è San Valentino, il protettore degli epilettici. Un tempo si diceva il mal de San Valentin, l'epilessia, quindi, no? E ci tengo a sottolinearlo perché negli ultimi anni, ma è anche comprensibile, il marketing e la modernità hanno fatto sì che si confonda con il San Valentino degli innamorati, che è molto più redditizio per una festa e per qualsiasi occasione. Però il vero senso di questa chiesetta era cercare la protezione contro questa malattia un po' oscura, detta appunto il mal de San Valentin, il mal caduto. La valorizzazione di un contesto così minimo è fatto anche di piccole cose messe assieme, perché in fondo qui non c'è un monumento importante, non ci sono delle case strepitose, è un insieme di piccole cose che sono ora un piccolo contesto, una muratura a secco, ora un angolino con dei fiori, e ora una tradizione che ritorna alla luce e una serie di cose messe assieme che in questi anni fa sì che Stramare sia un borghetto piacevole, visitato e che inorgoglisce prima di tutto anche noi che ci abitiamo e che abbiamo contribuito a tenerlo in ordine. Mariano, tu prima mi parlavi di alcune associazioni che tengono vivo questo borgo. So che c'è anche un famoso coro. Sì, è vero, visto che non vogliamo farci mancare nulla, abbiamo anche il coro. Un borgo quasi disabitato che ha una voce importante e che è diventata
da ormai più di 10 anni un biglietto da visita. Perché un biglietto da visita? Perché a parte 2 CD che ha inciso, ed è nato circa 12 anni fa, 11 anni fa, dal recupero di un'antica lauda natalizia che più o meno potrebbe risalire al 500-600 e che si era salvata proprio qui a Stramare, perché a volte succede che in questi contesti minimi in fondo ad una valle si conservano delle cose che magari nei centri abitati spariscono, e fra questi appunto questo canto recuperato da cui è nato il coro di Stramare. Proprio l'altro giorno una persona di Treviso mi diceva: ma allora lei abita proprio qua? Ma lui sta proprio qua? Sì, abito qua. Ma proprio sempre? Sì. Ma è d'inverno? Sì, anche d'inverno. Ma e quando che nevica? Quando nevica arriva lo spazzaneve e pulisce. Ma è la farmacia? La farmacia 3 minuti e vado giù. Ma è al lavoro. Prendo la macchina, vai con la macchina, non c'è nessun problema. Ma è la signora dove è che abita? Mia a Treviso. E dov'è che va a lavorare? A Moian. Ma e quanto sta a raggiungermi? Insomma 40 minuti, 45 minuti. Quindi vedete che è tutto relativo, e tante volte i limiti che appaiono inizialmente in questi contesti sono più nella nostra testa, nel senso che non è facile abitare dove c'è poca gente, ma un po' alla volta siamo condizionati e abbiamo perso un po' il senso del contatto con la natura. E quindi io la domanda ultima che ti faccio è proprio questa: ti sei pentito di essere venuto ad abitare a Stramare? Ah no, assolutamente no, non me l'ha ordinato nessuno.